malà gadatorse tutta la responsabilità di quello che ghe può venir, regole per l'indormia e il consenso. Queste sono solo alcune delle voci nei moduli di consenso informativi totalmente in lingua veneta, non dialetto, disponibili nel Policlinico San Marco di Mestre, che ha lanciato la singolare iniziativa. È nato da una osservazione degli addetti ai lavori che hanno detto che avevano qualche difficoltà con i pazienti anziani, e per noi gli anziani sono soprattutto quelli operati di protesi, i quali manifestavano delle perplessità sulla lettura o sul capire il medico che utilizzava la lingua prettamente italiana. E allora c'è nata questa idea di farlo in dialetto, in lingua veneta. Partendo dunque proprio dalle esigenze di determinati pazienti, anche se non tutti hanno reagito nello stesso modo. Una parte non ha interesse più di tanto, una parte lo guarda con curiosità e una parte invece è veramente interessata, se lo guarda. Poi siccome la fase di consenso è fatta di vari momenti, poi torna e ci dice che è rimasta veramente interessata, ma dal punto di vista culturale, pur ammettendo che un conto è parlare in veneto, un conto è leggere il veneto, che è difficilissimo. Infatti, tutto è stato realizzato con la preziosa collaborazione di una traduttrice. All'inizio pensavamo fosse molto facile, ci siamo messi tra di noi a farla con un disastro incredibile, perché non ci siamo resi conto che un conto è parlare in veneto e un conto è scriverlo. Abbiamo trovato una scrittrice in lingua veneta, la dottoressa Espedita Grandesso, la quale ci ha dato una mano. Abbiamo utilizzato, per evitare problemi, una serie di dizionari, soprattutto uno del 1850, che era il dizionario italiano veneziano. Ma questi moduli hanno un valore legale? Per evitare problemi, per evitare criticità, abbiamo utilizzato il consenso italiano e viene utilizzato come consenso ufficiale, e questo diventa un modulo informativo, anche se dice le stesse cose e forse le dice anche meglio in maniera più comprensibile per tutti gli utenti. Viene una specie di allegato. E se ci fosse già qualcuno pronto a sollevare polemiche, ma la testa risponde così. Ognuno la pensa come vuole, che si tengano pure le loro idee. Noi comunque continuiamo perché ci crediamo per l'umanizzazione dei pazienti, non facciamo altre questioni. No?